L'attaccante belga ha effettuato degli accertamenti medici. In base ai risultati, il club sta considerando l'idea di tornare sul mercato. L'infortunio di Romelu Lukaku, 32 anni, potrebbe modificare i piani del Napoli per quanto riguarda la finestra di trasferimenti. Oltre alla perdita, sul piano sportivo, di uno dei giocatori più importanti in una stagione in cui il club deve difendere lo scudetto e affrontare la Champions League, la situazione cambia anche le strategie societarie per quanto riguarda le prossime mosse. Attraverso una nota ufficiale, il club partenopeo ha comunicato l'entità dell'infortunio riportato dall'attaccante durante l'ultima amichevole. Dopo lo stop nel match contro l'Olympiakos, Lukaku si è sottoposto ad accertamenti all'ospedale Pineta Grande, che hanno evidenziato una lesione seria al retto femorale della coscia sinistra. Il giocatore della nazionale italiana ha già dato inizio al percorso riabilitativo e dovrà anche sottoporsi a un intervento chirurgico, secondo quanto riferito dal club. Si prevede che il suo ritorno in campo non avverrà prima di novembre, anche se i tempi di recupero potrebbero variare a seconda dell'esito dell'operazione. Per questo motivo, la squadra allenata da Antonio Conte sta valutando concretamente l'opzione di tornare sul mercato. Va ricordato che in estate è stato acquistato Lorenzo Lucca, mentre Giovanni Simeone, ceduto al Torino, e Giacomo Raspadori, trasferito all'Atletico Madrid, hanno lasciato il club. Lukaku, legato al Napoli da un contratto fino al 2027, è stato un elemento fondamentale nella conquista dell'ultimo campionato. Un fattore decisivo è stata la sua continuità, qualcosa che gli era mancata nelle stagioni precedenti. Nella scorsa annata ha collezionato 36 presenze, con 14 gol e 10 assist. La dirigenza azzurra. Dunque, si trova ora costretta a riflettere su un possibile innesto offensivo che possa garantire qualità e profondità alla rosa. Con la stagione già alle porte e un calendario fitto tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, è fondamentale non farsi trovare impreparati. L'obiettivo è trovare un attaccante che possa integrarsi rapidamente negli schemi di Antonio Conte e che abbia esperienza a livello internazionale. Tra i nomi circolati nelle ultime ore, ci sono profili giovani, ma anche giocatori più esperti che potrebbero arrivare con la formula del prestito o di un trasferimento a basso costo. Il club sta valutando attentamente le opportunità disponibili, cercando di non compromettere l'equilibrio economico raggiunto finora. Non si esclude, inoltre, che venga accelerata qualche trattativa già avviata nelle scorse settimane. La situazione di Lukaku ha colto di sorpresa l'ambiente napoletano, soprattutto per l'ottimo stato di forma mostrato dal giocatore durante il ritiro estivo. L'infortunio rappresenta un duro colpo anche per Antonio Conte, che puntava molto sull'esperienza e la fisicità del belga per costruire il nuovo assetto offensivo. La sua assenza obbliga l'allenatore a rivedere alcune soluzioni tattiche già testate nelle amichevoli. Nel frattempo, lo staff medico continuerà a monitorare con attenzione il percorso di recupero dell'attaccante. I tempi di guarigione dipenderanno anche dalla risposta dell'organismo ai primi trattamenti e dall'esito dell'intervento chirurgico previsto nei prossimi giorni. La priorità sarà garantire un pieno recupero senza forzare i tempi, per evitare ricadute che potrebbero compromettere l'intera stagione del giocatore. In attesa di sviluppi, il Napoli dovrà muoversi con decisione per non compromettere l'inizio del campionato. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.